Erano dei veri e propri predatori, capaci di arraffare qualsiasi cosa c'era da rubare, da materiale da cantiere a PC, cellulari, televisioni, da Belluno a Verona. Rifurtiva che poi veniva assemblata in un appartamento in zona Forcellini, in cui non c'era nemmeno spazio per dormire, vista la quantità di materiale che arrivava quasi ogni giorno dai continui furti del gruppo. La squadra mobile di Padova ha arrestato 3 giovani rumeni, 2 fratelli e un soggetto già conosciuto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali. Manca all'appello un quarto uomo, il padre dei 2 fratelli, titolare del contratto d'affitto dell'appartamento, che probabilmente è fuggito in Romania, dove tra l'altro stavano per fuggire anche i 3 arrestati. Il più giovane, infatti, solo 2 giorni fa si era licenziato da una cooperativa di Piove di Sacco dove lavorava. Per quello che noi riteniamo, a differenza di altre etnie, questi avevano anche una capacità di immettere immediatamente nel mercato, diciamo così, a nero della ricettazione locale, anche perché uno dei soggetti ha dei precedenti specifici piuttosto importanti e quindi immediatamente dopo il furto ricettavano il materiale. A portare gli agenti della questura sulle tracce dei rumeni le segnalazioni di molti cittadini insospettiti dal continuo scaricare notturno di materiale dalla macchina, poi fermata dalla polizia, piena di materiale rubato. Solo ieri la questura di Padova ha potuto restituire almeno 500 attrezzi rubati in un cantiere di Villa Franca Veronese, un PC di ultima generazione rubato in un'abitazione di Monselice e altro materiale rubato 2 giorni fa in 2 abitazioni di Belluno. Recuperata anche una balestra, forse usata dal gruppo per le rapine. Tutto il materiale recuperato è disponibile comunque già da ora sul sito della Polizia di Stato. Sì, l'invito ai cittadini è quello ovviamente di verificare se sul sito c'è materiale a cui chiaramente è stato rubato e quindi di presentarsi poi qui con la denuncia perché lo restituiremo.